Complicato concludere, ma bello. Ha ragione Tamara Ferretti quando ho detto che in questi 2 giorni abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e di riconoscerci, aggiungo. Noi siamo qui oggi per fare il punto, un tagliando sullo stato di salute delle nostre organizzazioni territoriali del Mezzogiorno e per avanzare proposte che ci consentano di fare un salto di qualità, a partire da quella gracilità delle Alpi del Sud di cui ha parlato, ricorderete, ieri mattina Ferdinando Papalardo. Ma nessuno di noi ha dimenticato che la lunga strada che percorriamo oramai da 18 anni è stata avviata da un compagno che non c'è più e che ha dato l'anima perché l'Alpi del Mezzogiorno non si riducesse a 1 migliaio di iscritti, ma si strutturasse progressivamente come un'associazione forte e radicata. Questo compagno vorrei ricordarlo a tutte e a tutti, con riconoscenza, con rispetto e con un grandissimo applauso. Si chiama Luciano Guerzoni. Vedete, da ieri mattina si sono svolti 48 interventi, se aggiungete i compagni e le compagne che non hanno avuto la possibilità di intervenire, mi pare che abbiamo sviluppato una grande riflessione collettiva. Ho ascoltato da tutti voi una testimonianza di umanità e di dignità, di questo davvero vi ringrazio di cuore. Mi pare di aver colto un clima di grandissime motivazioni, di passione laica e partigiana, di forte tensione ideali, di profondo senso delle cose che facciamo e di cui parliamo. Penso alle parole appassionate fra i tanti di Montillo. Aggiungo una cosa che francamente mi ha colpito, su cui vorrei soffermarmi. I messaggi di stima e di affetto verso Vincenzo Calò. Maria Letizia Colajanni ha detto che la sua relazione l'ha commossa e più in generale il clima reciproco fra di noi tale da aver sottolineato in alcuni interventi che siamo amici, come ha detto ieri Amerigo Cervo, ovvero il senso di essere compagni, come ha detto una compagna. Questo non vuol dire soltanto che c'è un generalizzato riconoscimento nei confronti della passione con cui Vincenzo ha operato in questi anni, oppure che c'è una relazione speciale fra tutte e tutti noi. Vuol dire qualcosa di più, vuol dire che l'Ampi è anche una grande comunità di affetti, oserei dire di sentimento, ma questo è possibile non per il radicamento di antichi rapporti personali o perché siamo particolarmente buoni o per qualsiasi altra idealistica ragione, ma perché l'Ampi, e in questo caso l'Ampi del Mezzogiorno, è formata da persone che possono avere sensibilità diverse, scegliere opzioni partitiche diverse, essere portatrici di culture e storie diverse, ma sono tutte unite da una medesima rete di valori. Vedete, non si tratta di un'ovvietà. I valori sono i nodi attraverso cui si dipana un codice morale, qual è quello che abbiamo ereditato dalla Resistenza, o se preferite dalle resistenze. Quei valori sono stati poi tradotti in principi, che a loro volta sono i nodi attraverso cui si dipana un determinato codice giuridico, come effettivamente è la Costituzione della Repubblica. I valori sono i nodi di un comune codice morale. Per questo c'è fra di noi un rapporto di fraternità e mi pare che questo sia uno degli elementi di coesione che è venuto a mancare nel sistema politico attuale, che rivela falle nel tessuto morale ricorrenti e, ahimè, trasversali, che rinviano un processo di trasformazione della politica i cui primi segnali forse si possono trovare, vado a memoria, nell'intervista del 1981 di Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari. Da questo punto di vista mi ha colpito l'intervento di Fulvio Angelini, quando sostiene che non eravamo, non siamo e non saremo mai un partito, il che mi sembra ovvio e francamente mi sono anche stancato di dirlo. Ma Fulvio aggiunge, devo dire col gusto del paradosso, che siamo più di un partito.
Certo, siamo tutt'altra cosa, non fosse altro perché siamo un'associazione di volontari, non siamo presenti nelle istituzioni rappresentative, viviamo dinamiche del tutto diverse, ma è vero che manteniamo quei nodi di un codice morale che sono il fondamento vero della nostra unità interna. Bene hanno fatto Lauricella e Galante a segnalare il rischio di settarismo da parte di chi, badate bene, in quanto aderente a questo o quel partito, vorrebbe selezionare gli iscritti all'ANPI in base a quell'appartenenza. E bene hanno fatto, come anche altri compagni, a sottolineare le tre grazie dell'ANPI: autonomia, unità e pluralismo, senza cui non saremmo non saremmo stati quello che eravamo, che siamo e che saremo. Non a caso esattamente questi concetti, se ben leggete, sono contenuti nella breve premessa del documento aperto della conferenza d'organizzazione delle ANPI del Sud. Ma consentitemi di aggiungere, perché siamo qui? Per parlare della guerra, dell'autonomia differenziata, del premierato, dell'involuzione parafascista in corso in Europa, delle propensioni autoritarie di questo governo, delle organizzazioni neofasciste, della criminalità organizzata, del revisionismo politico, delle storie di resistenza del Mezzogiorno. Certo, per parlare di tutto questo e di altro ancora. E bene avete fatto ad affrontare questi temi. Ma il motivo principale per cui siamo qui, per cui diamo vita alla conferenza d'organizzazione e non soltanto a un generale dibattito politico, riguarda i modi e le forme attraverso cui fare un salto di qualità nel lavoro iniziato da Luciano Guerzoni tanti anni fa, per trovare il nesso fra politica e organizzazione. Perché vedete, è vero che tanti anni fa eravamo 1000 e oggi siamo 14.000 nel Mezzogiorno, un grande balzo in avanti, ma è anche vero, come mi pare che abbia detto Lauricella, che siamo 14.000 su più di 140.000 iscritti a livello nazionale. Noi dobbiamo perciò affinare l'attenzione su come espanderci in un territorio in cui la società civile è mediamente meno strutturata che al nord, e dobbiamo interrogarci su alcuni apparenti paradossi. Perché a Napoli, a Reggio Calabria, a Cagliari, a Bari, per fare 4 esempi, abbiamo fatto un grande salto di qualità, come testimoniato dal numero di iscritti e di sezioni, e in altre città no? Il sindaco ieri mattina ha promesso una sede dell'ANPI, una sede per l'ANPI di Salerno. Benissimo, lo ringraziamo davvero. Che morale traiamo da questa decisione che ci rappresenta un evento particolare? È vero o non è vero che quando le sezioni si espandono sul territorio non solo si rafforza il tessuto della società civile, ma si incrementa in modo sensibilissimo il numero di adesioni all'ANPI? È evidente che dove si svolgono buone pratiche si ottengono risultati positivi. Una corretta attività civile e politica della nostra associazione, abbinata a giuste scelte organizzative, ha dato risultati sorprendenti. Ma possiamo conoscere quali sono le buone pratiche, quelle concrete, le esperienze pilota, i successi che si ottengono sul territorio? Ne abbiamo sentiti in questi 2 giorni alcune esperienze. Vedete, io sono convinto che il genio della lampada che consente la crescita dell'ANPI non è necessariamente in qualche trovata particolare del centro nazionale, trovata che comunque sarebbe la benvenuta. Il genio della lampada siete voi, sono le organizzazioni territoriali, sono le buone pratiche che noi potremmo generalizzare, ma per poterle generalizzare le dobbiamo conoscere e approfondire. Ancora un punto su questo. Ho sentito da parte di moltissimi interventi riflessioni esemplari sulla questione centrale, il rapporto fra l'ANPI e le scuole nel Mezzogiorno, la situazione scolastica allarmante che ci è stata rappresentata, dico uno fra i tanti, uno degli interventi che mi ha colpito maggiormente da parte di Ciro Raia. E penso che siano molto importanti queste testimonianze rispetto al rapporto fra l'ANPI e le scuole, l'ANPI che accompagna la formazione delle giovani generazioni. Mai come oggi, dal dopoguerra, c'è bisogno di un nostro intervento organico e pianificato nelle scuole.
Assieme però ho colto una questione che francamente mi ha sorpreso. Nessuno ha posto il problema della formazione dei giovani, e non solo dei giovani, iscritti all'ANPI, cioè la formazione cosiddetta interna, che è il modo migliore per contrastare ogni settarismo e per illuminare le tre grazie dell'ANPI. Le tre grazie sono sempre unità, autonomia e pluralismo, tanto per capirci. Dobbiamo perciò interrogarci sulla trasmissione delle informazioni affinché i tre livelli dell'ANPI, nazionale, provinciale e territoriale, siano sempre più compenetrati e ciascuno sia a conoscenza non di tutto, cosa sbagliata e impossibile, ma delle cose più importanti che si fanno ai vari livelli. Galanti ha insistito sulla necessità di far diventare l'ANPI una forza di popolo. Quel popolo, ha aggiunto, così ha detto, che si è ritirato. È così. Lo sappiamo per le percentuali di astensione, per la solitudine sociale, per la disillusione così diffusa. Contro Tambroni, con l'ANPI, c'era il popolo. Contro le stragi fasciste degli anni 70, con l'ANPI c'era il popolo. Contro il terrorismo delle Brigate Rosse, con l'ANPI c'era il popolo. Certo, dalla caduta del muro è cambiato il mondo, è cambiata l'Italia, ma questo vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro lavoro, andare nei luoghi della società più lontani dall'esercizio del potere. Chiamo per comodità questi luoghi il mondo delle periferie. Ne ha accennato Gaia Pizzalis a proposito della discriminazione delle minoranze sociali. Capobianco ha aggiunto che dobbiamo dare una speranza ai fragili. Parlo delle periferie sociali, territoriali, culturali. È là che si trova la grande pancia della clessidra sociale, il popolo. Questo vale in particolare per le giovani generazioni. Dobbiamo avviare un viaggio di scoperta verso le nuove generazioni. Vedete, c'è un famoso scrittore, Marcel Proust, che scriveva che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Ecco, se vogliamo scoprire le giovani generazioni, noi dobbiamo avere nuovi occhi, altri occhi e altre ali, ha detto Amerigo Cervo. Vedete, l'ANPI è un'associazione difficile, perché uno non entra nell'ANPI con una tessera che serve per andare a ballare o per giocare a carte o per andare in palestra, ma entra perché è già un antifascista. Noi dobbiamo inventare dei luoghi che ci consentano di comunicare con i giovani, avviando un avvicinamento progressivo all'associazione. Degli esempi, penso a un campeggio, a un concerto, a una cena, a una rappresentazione teatrale, a una festa, penso al servizio civile, grazie a cui tanti ragazzi stanno curando la catalogazione di documenti, libri e memorie dell'ANPI, ovvero si appassionano a progetti legati agli itinerari partigiani. Si tratta di una nostra esperienza positiva e importante che va valorizzata ed estesa alle ANPI del Mezzogiorno. Vedete, l'obiettivo non è quello di fare un'associazione giovanilista, ma è far sì che nell'ANPI entrino in connessione gli sguardi di tutte le generazioni. Diciamo la verità, la maggioranza dell'ANPI è formata da persone adulte e anziane, la grande maggioranza, persone che hanno vissuto percorsi di vita, di esperienze lavorative, di relazioni sociali completamente diversi da quelle delle giovani generazioni. La mia generazione era quella che ha avuto la fortuna del posto di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2023 l'86% delle assunzioni è stata in forma di lavoro precario. Questo vuol dire, faccio solo questo esempio, ma potrei continuare, come ha fatto un compagno a proposito degli orari di vita delle donne, che dobbiamo ripensare. Vuol dire questo, che dobbiamo ripensare, se necessario, persino agli orari delle nostre riunioni. E se in un giovane troviamo la volontà di donare qualcosa del suo tempo all'ANPI, ma troviamo anche un suo impegno discontinuo legato alle sue condizioni di precario o di studente, noi non dobbiamo lasciarlo solo e possiamo, per esempio, affidare a lui o a lei la creazione e la gestione di un progetto per cui lui o lei con altri si vedono per idearlo, organizzarlo come e quando vogliono. Essere di parte, ha detto Palombaro e tanti altri compagni, che vuol dire oggi?
Fulvio Angelini ha parlato di radicalità e di unità e ha specificato che radicalità non vuol dire estremismo, ma aggiungo con parole mie il coraggio della responsabilità. A mio avviso ha ragione Angelini. Facendo le domande giuste otteniamo le risposte giuste. E ha posto due domande paradossali. Siamo felici? Ci può essere una società migliore? Fulvio ha parlato di sogno, parola ricorsa in tanti altri interventi. Altri ancora, come Michele Petrarroia poco fa, hanno parlato di utopia. Franco Dore ha affermato che la speranza l'abbiamo noi. Noi siamo portatori di speranza, cioè di una promessa di futuro. Io raccolgo volentieri la sfida, per una ragione molto concreta. O noi siamo portatori e sollecitiamo una visione, un orizzonte di cambiamento, il che vuol dire in pratica una promessa di futuro, oppure tutti saranno schiacciati dall'idea di una minaccia di futuro, che vuol dire la guerra, la mancanza di lavoro, la difficoltà di sbarcare il lunario, o peggio ancora la resa, cioè la paura. Dobbiamo reagire. Icaro non era un utopista quando provò a volare con due ali tenute dalla cera. Cadde perché aveva fatto qualche piccolo errore di carattere tecnologico con la cera, ma dopo qualche migliaio d'anni l'umanità ha davvero imparato a volare con l'aeroplano e con i viaggi interplanetari. L'intelligenza artificiale negli anni 50 era una favola da film di fantascienza, oggi è un dato di fatto. Morale: il vero realista è colui che ha una visione, chiamatelo orizzonte, chiamatelo sogno, chiamatelo speranza, come ha fatto Carmine Remellino, oppure come ha fatto, insistendo su questo termine e analizzandolo, Ciro Raia. Chiamatelo come volete, ma quella visione ti consente di scalare le montagne pur di ottenere il risultato. Aggiungo il peggiore degli effetti della mancanza di una visione. In un territorio con una debole società civile e con uno Stato in ritirata può prevalere la criminalità organizzata. Non mi stupisce affatto il nesso fra neofascisti e criminalità organizzata, perché c'è una porta di comunicazione. Quella porta è la legittimazione della violenza e dell'illegalità come strumento principale di organizzazione delle gerarchie sociali e politiche. Tutta la storia di tutto il fascismo italiano, dallo squadrismo ad oggi, è storia della legittimazione della violenza. Da ciò l'importanza della rete della società civile e del ritorno della partecipazione. Da ciò l'importanza anche della diffusione delle nostre sezioni. Tanto più ampio è il respiro della democrazia sul territorio, tanto più si restringe lo spazio dei neofascismi e dei poteri criminali. La nascita dell'ampia Corleone, come ci ha raccontato Caterina Polichino, è una bella notizia ed è esattamente il segnale del punto di congiunzione fra lotta per la legalità e resistenza costituzionale. Morgillo ha contrapposto a fascismo e camorra l'idea di una partecipazione diffusa che ha chiamato col pronome noi. Io propongo di assumere il nodo Morgillo. Aboliamo il pronome io. Ha ragione Vincenzo, l'ANPI è il diffuso e appassionato volontariato per la democrazia. Ma vorrei aggiungere, a proposito della promessa di futuro, che dico un'altra cosa mi pare concreta. Se è vero che la nostra Costituzione è programmatica, se è vero perciò che si realizza nel tempo, se è vero, come diceva Calamandrei, che la Costituzione è una rivoluzione promessa, il nostro compito, il compito delle forze democratiche, è quello di lottare perché quella promessa sia mantenuta, persino a maggior ragione nel momento pesantissimo in cui ci troviamo. Per questo mi è capitato di parlare propriamente di rivoluzione costituzionale. Ha ragione Carlo Marco Leone. La Costituzione non è la fotografia dell'esistente, è la Repubblica del futuro ed è ovvio che sia in divenire, come per altro aspetto affermava Pagano. Ma ancora una volta non è l'astrazione di Tommaso Moro. La lotta per l'attuazione della Costituzione dipende dai concreti rapporti di forza. Quando questi sono stati favorevoli al movimento democratico, come negli anni 70,
Abbiamo conquistato lo statuto dei lavoratori, il diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto, il sistema sanitario nazionale. Abbiamo fatto passi da gigante nell'attuazione della Costituzione. Nei decenni successivi i rapporti di forza si sono profondamente invertiti e hanno consentito una spettacolare rivincita, prima delle forze conservatrici, con la data periodizzante del primo governo Berlusconi nel 1994, che ha avviato un cambiamento di asse nella cultura e nel senso comune di tanti italiani, poi delle forze di estrema destra oggi al governo, che non a caso vogliono uccidere la Costituzione del 1948, cioè impedire la rivoluzione promessa. Il corredo, per così dire, sovrastrutturale di questo disegno è la progressiva rilegittimazione del ventennio e la conseguente delegittimazione della resistenza. Parlo del revisionismo politico, a proposito del quale voi avete fatto vari esempi. Virzì ha giustamente parlato dell'oblio, ma vorrei aggiungere un dettaglio per rendere l'idea del paradosso a cui siamo arrivati. In occasione del giorno del ricordo, la Presidenza del Consiglio ha dato vita a un treno con varie carrozze, con tanto di scritte, fotografie e quant'altro. Una carrozza era dedicata alle foibe, un'altra all'esodo, con una mostra sugli inni che non c'entrano nulla con l'esodo. La terza era dedicata alla italianità. Ma sapete qual era la frase integrale? Era questa: l'italianità dell'Istria e della Dalmazia, italiane da 200 anni prima di Cristo. Presumo che il passo successivo sia la dichiarazione di guerra alla Croazia, visto che questi paesi fanno parte della... Neofascisti, ci raccontava Tea Sisto, che quelli di Casa Pound sono entrati nelle istituzioni. Questo è il salto di qualità che oramai è in corso da anni. Ci sono persone dichiaratamente fasciste in luoghi dove esercitano poteri pubblici. Un esempio fra i mille. Elena Donezzana, assessore alla formazione in Veneto, recidiva. Cantava Faccetta Nera alla radio privata e ha festeggiato il 25 aprile su di una foiba dove giacciono 14, se non ricordo male, SS tedeschi. Beh, è recidiva perché? Perché, mi pare l'anno scorso, ha mandato una circolare alle scuole in cui era scritto testualmente, a proposito dell'invasione dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, apro virgolette, purtroppo i russi accerchiarono l'esercito nazifascista. Il salto di qualità è l'esercizio di un potere pubblico al servizio di una rivalutazione del fascismo. Ilaria Salis, ne ha accennato Luca Pastore e lo stesso Vincenzo, che ha affermato che Ilaria in catene è diventata un corpo da esibire. Ecco, questo è ciò che l'Italia può diventare se si abbassa la guardia. Bene ha fatto Mattarella a telefonare al padre. Noi, l'Ampi Nazionale, siamo in prima fila in questa vicenda, come immagino sappiate. E però l'altro ieri a Budapest hanno sfilato in 100.000 contro Orbán e questo conferma che nulla è oramai deciso per sempre, che c'è una riserva della democrazia, che fare resistenza è buono e giusto e ci motiva per fare di questo 25 aprile una giornata davvero straordinaria, di quel popolo di cui parlava Galante, una giornata di luce democratica e antifascista nel buio di una crisi profondissima della democrazia su scala continentale. Anche da queste considerazioni deriva la necessità della centralità della lotta per la Costituzione e per ciò che ci riguarda e per il messaggio che dobbiamo diffondere, essere di parte, dalla parte della Costituzione. Vedete che questa non è una scelta politica che abbiamo fatto in questi anni, ma una precisa disposizione dell'articolo 2 dello Statuto dell'ANPI, che prevede fra le nostre missioni il concorrere alla piena attuazione nelle leggi e nel costume della Costituzione italiana, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli. Queste le parole testuali dello Statuto. Per fare tutto questo in una situazione di fragilità dei rapporti di forza, occorre chiarire che siamo davanti, da parte di tante forze del governo, ma anche dei media,
a una rappresentazione che non corrisponde alla realtà. Lo diceva ieri Mariangela Punzo, è il mito della caverna di Platone, un'allegoria per cui non ci fanno vedere ciò che è, ma delle ombre deformanti. La modalità più travolgente di questa rappresentazione è data da ciò che ci raccontano delle guerre in corso. Un grande apparato di menzogne, ha detto Sorrentino citando Antonio Gramsci. Non posso entrare nel merito per brevità, mi limito a dire che siamo all'apologia del doppio standard, cioè davanti a eventi simili il giudizio cambia di 180 gradi a seconda che una delle due parti sia ritenuto nostro amico o nostro nemico. Qualcuno ha giustamente parlato della banalizzazione della parola guerra, come se fosse una cosa normale, accettabile, forse opportuna, addirittura giusta. Va da sé che dobbiamo contrastare in ogni modo questa deriva bellicista e questo riarmo delirante che sta andando avanti a tutta forza. Ne ha parlato a lungo ieri Gianna Lai e altri compagni, sia a proposito del cambiamento della legge pur derogata la 185, sia a proposito degli specifici pericoli che corrono i luoghi con la presenza di basi militari NATO o americane nel nostro paese, in particolare nel Mezzogiorno. Devo dire che ho accolto con molto piacere le recenti parole di grande preoccupazione per la deriva bellicista che ha pronunciato a Cassino il presidente Mattarella. Un nuovo movimento per la pace, ha detto fra gli altri Alfonso Annunziata, e mi pare anche altri compagni, si è soffermato anche Antonello Murcia. Anche qua dobbiamo essere realisti e prendere atto che oggi in Italia la situazione è cambiata. Non c'è il movimento dei partigiani della pace degli anni 50, non ci sono i movimenti contro la guerra imperialista degli anni 70, non c'è il movimento contro l'installazione delle basi missilistiche a Comiso del 1982. Noi possiamo essere, francamente siamo in gran parte, il lievito, il suscitatore di un movimento per la pace e siamo parte di una rete, la rete per la pace e il disarmo, che è il soggetto collettivo che ha dato vita alle manifestazioni per la pace, quantomeno dal 2022 ad oggi. Ma anche qui o operiamo perché questo movimento sia larghissimamente unitario e popolare, oppure ci sarà certo qualche movimento, ma sarà episodico, evanescente. Ancora una volta non entro nel merito, ma dobbiamo evitare, per così dire, qualsiasi caratterizzazione ideologica del movimento se vogliamo far sì che coinvolga milioni di persone. Ancora una volta il problema è coinvolgere il popolo e allargare quanto più possibile le alleanze su un terreno spinoso come quello, per diversi motivi, della guerra in Ucraina e a Gaza. In tutte queste vicende a cui ho accennato c'è una specificità del Mezzogiorno, certo, c'è, ed è un retaggio secolare che pone a tema, seppure in termini modernissimi, la questione meridionale. Non sto a dire a voi il peso della vicenda dell'autonomia differenziata. Abbiamo sentito tutti Massimo Villone. Né può aiutarci la legge di iniziativa popolare firmata proprio da Villone, che è stata già bocciata in uno dei due rami del Parlamento. Ho sentito Massimo Villone ieri sera. Mi raccontava che anche se venisse ripresentata come legge parlamentare non inciderebbe minimamente sul percorso del disegno di legge Calderoli. Certo è, come diceva proprio Villone, che dobbiamo fare resistenza, evitare che questa sciagura avvenga nel silenzio del dibattito pubblico o in un dibattito fra soli iniziati. Vedremo quello che potremo e riusciremo a fare. Chiudo con qualche considerazione sulla resistenza e l'antifascismo nel Mezzogiorno. Non riprendo le tante considerazioni che avete svolto. Partiamo dalle affinità, ma anche dalle grandi differenze fra il fenomeno resistenziale al nord e le vicende resistenziali al sud. Penso poi al ruolo delle donne, di tutte le donne, come ha detto questa mattina Tamara Ferretti, penso alle bellissime parole di Claudia Cammarata, penso alle riflessioni dello stesso Ciro Raia, penso in particolare alle parole di Pasquale Martino, che individuava un nesso di continuità, l'antifascismo meridionale nel ventennio, Salvemini, Tommaso Fiore, Gramsci,
parlo del Mezzogiorno ovviamente, Gramsci, colui che nel 26 pone all'attenzione del terzo congresso del Partito Comunista d'Italia a Lione la questione meridionale. 5 anni prima, nel 21, ce l'ha detto Pasquale, veniva assassinato il deputato socialista Giuseppe Di Vagno. Poi c'è Di Vittorio e tutte le vicende che abbiamo analizzato nel convegno dell'altro ieri. Poi c'è la Repubblica, gli anni 70 fino ad oggi. E afferma Pasquale che l'antifascismo ha cucito l'Italia, mentre il nuovo fascismo, o se volete, la deriva cesarista dell'abbinata autonomia differenziata premierata, o ancora, sempre se volete, la rivoluzione conservatrice di cui parla la Meloni, utilizzando un termine coniato in Germania nella seconda metà degli anni '20 per un movimento culturale in qualche modo levatrice, ostetrico del sorgente nazismo, tutto ciò in sostanza scuce l'Italia ed effettivamente mi pare che sia così. Dalla ricostruzione dell'antifascismo e della resistenza nel Mezzogiorno dobbiamo trarre la linfa per l'impegno antifascista di oggi, per le ragioni del nostro essere di parte. Siamo perciò tutti chiamati, al sud, al centro, al nord, ovviamente c'è una sola ANPI, a un impegno veramente straordinario, perché siamo in piena emergenza democratica, in Italia e in Europa. Per questo dobbiamo porre a tema della nostra associazione del Mezzogiorno l'urgenza di crescere e di radicarci. Vedete, il nostro rafforzamento non è affatto una questione di bandierine, ma è anch'esso un servizio alla Repubblica, perché vuol dire dare linfa alla rete democratica territoriale, che è una specie di rete di salvataggio delle istituzioni del nostro paese conquistate con la Resistenza, una grande rete unitaria. Dobbiamo essere all'altezza di un progetto di rinascita democratica, ha detto Vincenzo. Dobbiamo volare, ha detto Amerigo Cervo. C'è una grande nube nera sull'Italia, ha detto Angelo Lauricella. È tutto vero. Aggiungo, diluvia. Ma noi siamo lampi e sappiamo come si fa a volare. Pintus ha citato Sepúlveda, il grande scrittore cileno. Sepúlveda, sapete, lo ha scritto nella storia del gatto e della gabbianella, quella gabbianella che spiccò il volo per la prima volta da un campanile sotto la pioggia. Piove e il cielo è nero, ma noi sappiamo e sapremo volare sotto la pioggia e sotto il temporale, perché sappiamo che prima o poi, dopo qualsiasi temporale, sorge il sole e spesso sorge l'arcobaleno. Grazie a tutte e tutti. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato il nastro, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno, ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore
del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Viva l'Italia antifascista! Scusate, non abbiamo finito. Vedi, senza indugi.